Una piccola terra dei fuochi è stata scoperta nel quadrante sud-ovest della capitale, al confine con il comune di Fiumicino. Era una mega discarica abusiva. L'AMA ha calcolato che per rimuovere i rifiuti ci vorranno almeno 100 autotreni. Rifiuti speciali, chimici, sanitari, vernici, ferro, elettrodomestici, porte, mobili, arredi e spazzatura varia venivano scaricati e bruciati in questa maxi discarica abusiva. Il GIP del Tribunale di Roma, dopo un'indagine condotta dalla Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, coordinati dalla Procura della Repubblica, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per una donna di 52 anni, dipendente della Regione Lazio, ed altre 11 persone indagate, tra le quali anche il compagno della donna, i figli ed alcuni imprenditori. I reati contestati a vario titolo sono inquinamento ambientale, incendio doloso, calunnia, furto di energia elettrica ed acqua, abbandono e malgoverno di animali. Le indagini sono scattate nel mese di marzo scorso dopo alcune segnalazioni dei piloti di linea che avevano comunicato la presenza di fumi provenire da un terreno sottostante la verticale di volo in fase di atterraggio, quando per motivi di condizioni meteo sfavorevoli erano costretti ad atterrare su una seconda pista dello scalo romano. Ad indagare gli uomini della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, con la collaborazione del Nucleo Tutela Ambientale dell'11° Gruppo Marconi e della Polizia Roma Capitale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Il blitz finale è stato condotto anche con l'aiuto delle guardie eco-zoofile Norsa. All'esito dell'indagine è stata sottoposta a sequestro preventivo l'intera area con casolari annessi, nonché 3 automezzi utilizzati per il trasporto illegale dei rifiuti. Tra i cumuli di rifiuti ed una fognatura a cielo aperto, in pessime condizioni sanitarie, vivevano circa 40 cani di varie razze, una folta colonia felina e 3 cavalli, tutti posti sotto sequestro.